Mi trovo a Coriano nelle colline riminesi, terra di Sangiovese, e di questo oggi parliamo perché c'è un progetto che vuole valorizzare le diverse tipicità di uno stesso vitigno che però crescendo in aree diverse dà dei risultati diversi nel bicchiere. Ne parliamo con Elena Piva del gruppo Cevico. Allora, un progetto questo che vuole valorizzare un vitigno che insomma è tipico del territorio, ma come lo vuole mettere in evidenza? Sì, diciamo che siamo partiti dall'importanza del Sangiovese, che è sicuramente importante in tutto il centro Italia, ma qui a Rimini ha trovato una sua ideale, diciamo così, collocazione. Rimini ha 3 terroir e noi ci siamo resi conto che nel grande areale vitato a cui facciamo riferimento, perché i nostri soci sono sulle colline riminesi, dall'entroterra di Cattolica fino a Rimini Nord, ecco, questo areale rappresenta tutti i 3 terroir, per cui abbiamo cominciato a lavorare con i soci su un progetto di valorizzazione di questo vitigno e cercando di mantenere le differenze di terroir fino alla bottiglia. Questo significa che lo stesso vitigno poi dopo porta a bottiglie diverse a seconda dell'area o dell'areale in cui viene prodotta l'uva. Diciamo che queste differenze ambientali di suolo, di altitudine, di distanza dal mare, il Sangiovese le legge in maniera perfetta, molto precisa e quindi da uno stesso vitigno riusciamo ad avere 3 identità diverse che riscontriamo nel bicchiere. Che poi vedremo anche dopo. Però c'è un grande lavoro dietro. Adesso noi siamo in queste colline, c'è un vigneto che è stato potato da poco, si vede già pronto insomma per la produzione, e diciamo che l'uva e la materia prima è quella che è fondamentale per ottenere un buon vino e parte proprio da qua, da una sapiente potatura che consente un giusto equilibrio alla pianta. Elena, però ne parliamo con il vostro agronomo che in questo momento sta controllando i vigneti. Daniele, buongiorno, una bella giornata per potare. Buongiorno. Questa, È una bella giornata per potare. Abbiamo detto che insomma il vino parte da qua, sostanzialmente, dalla terra, dalla campagna, dal vigneto, da una sapiente potatura, l'abbiamo detto prima. Questo è il frutto anche di un diciamo, lavoro che c'è a monte e le indicazioni che un agronomo dà ai vostri soci. Assolutamente, diciamo che tutto parte dal vigneto e diamo un'assistenza tecnica ai nostri soci durante tutto il ciclo vegetativo. È un'assistenza tecnica che parte dall'impianto del vigneto per andare a scegliere i materiali giusti, i cloni giusti, i portinnesti che insomma sono adatti al territorio, e poi un'assistenza tecnica che va avanti durante la potatura e poi durante la gestione estiva ed arriva diciamo così, al periodo pre-vendemmiale con le analisi delle uve, le cure di maturazione ed diciamo, un giusto momento di vendemmia. Questa che forma di potatura è? Questa è una forma di potatura a tralcio rinnovato, a Guyot si chiama. Praticamente con questo sistema di potatura viene ogni anno rinnovato il capofrutto legato e diciamo che è il sistema di potatura più diffuso in Italia. I 2 sistemi di allevamento principali sono il Guyot, appunto, che è diffuso, molto diffuso in Italia, e il cordone speronato, che è un sistema di potatura a cordone permanente. E diciamo che questi sono i 2 sistemi di potatura maggiormente utilizzati in queste colline. Con Elena parlavamo di diversi, diciamo, areali, quindi diversi terreni e anche climi diversi che incidono notevolmente su quella che è la produzione dell'uva, che poi si trasforma in un prodotto da bere. Assolutamente, partiamo da 3 territori che sono diversi dal punto di vista pedoclimatico e hanno un suolo diverso, hanno delle caratteristiche climatiche diverse e sono anche, diciamo, vicini o più lontani dal mare, quindi con tutto quel che ne consegue a livello di coltivazione dell'uva. Uva che viene nell'arco dell'anno curata, e in questo caso si fanno interventi anche di diradamento quando è il momento, no?
diciamo cruciale. Se ci sono particolari condizioni per cui l'uva o l'annata è un po' diciamo siccitosa e quindi si interviene alleggerendo un po' la pianta? Assolutamente, i vigneti di questo progetto sono costantemente seguiti, i produttori hanno delle linee guida che devono rispettare, e quindi diciamo così un pochino in base all'annata in cui si ricade si decide o meno di fare degli interventi di diradamento. Devo dire che questi sono vigneti che sono da anni gestiti per fare un prodotto di elevata qualità, quindi sono vigneti che sono in forte equilibrio, che è una condizione necessaria, fondamentale per fare viticoltura, e quindi fondamentalmente in annate normali sono vigneti che vengono gestiti con un piccolo diradamento di correzione. Daniele, 3 areali diversi, quindi 3 provenienze diverse delle uve, e voi raccontate che comunque c'è maggior sostenibilità anche in funzione di quello che è il cambiamento climatico. Spieghiamo questo concetto. Sì, diciamo che andando ad ottenere il massimo, andando a valorizzare quelle che sono le caratteristiche pedoclimatiche dei vari areali e quindi dei vari vigneti, si ottengono delle performance migliori dai vigneti, si ottiene un frutto migliore. C'è un discorso di tempistiche anche di vendemmia che vengono ottimizzate, e quindi in questo modo andiamo a fare anche sostenibilità. Bene, Daniele, grazie per le tue diciamo delucidazioni, ma noi adesso vogliamo vedere anche in stabilimento come questa uva poi si trasforma in vino. E qua abbiamo raggiunto la cantina dei Colli Romagnoli, dove si producono i vini, le rocche malatestiane, e andiamo a incontrare Enrico Salvatore, il nostro enologo. Buongiorno Enrico, allora noi abbiamo visto da dove cresce e dove si produce l'uva, che poi viene valorizzata da te in cantina, no? Quindi le diverse tipologie, come viene potata, insomma accorgimenti che sono fondamentali per dare un valore aggiunto a quello che poi dopo tu trasformerai. Raccontaci un po' cosa avviene in cantina. In cantina noi tendiamo a ricevere le uve in maniera separata, quindi programmiamo i conferimenti a seconda dei livelli di maturazione che ogni territorio all'interno dell'areale riminese ha. Per cui cerchiamo di programmare delle masse critiche di uva omogenee a seconda appunto del territorio, che ha delle caratteristiche ben precise che poi ritroveremo nei vini in bottiglia. In questa cantina, che è la cantina di Rocche Malatestiane, che fa parte dei Colli Romagnoli, che è una cantina di base del gruppo Cevico, manteniamo una filiera diciamo inalterata dalla vigna fino alla bottiglia. Per cui in queste vasche che vedete manteniamo il vino in affinamento. Diciamo che la maggior parte dei vini a Rocche Malatestiane affina in cemento, che è un materiale inerte che ne mantiene diciamo la tipicità e la connotazione varietale di territorio. Enrico, perché cemento? Si vede spesso l'acciaio inossidabile, si vedono le botti, ma c'è un ritorno anche al cemento? C'è una motivazione particolare? C'è sicuramente un ritorno. L'acciaio, diciamo che 20 anni fa, 30 anni fa era diciamo, il materiale per eccellenza, perché per durabilità, per facilità di sanificazione, ma il cemento noi troviamo che diciamo non vada a alterare, esatto, non vada ad alterare, o perlomeno mantiene un certo equilibrio gustativo e permette ai vini di evolvere molto lentamente, perché comunque sia le vasche sono spesse, quindi c'è un isolamento termico, quindi rimane il vino fresco diciamo d'estate, e anche durante l'inverno mantiene una temperatura in linea in quello che si richiede per un affinamento di vino rosso di questa caratura. Quindi Enrico, ricapitolando, quindi dalle diverse aree produttive, quindi vengono ben distinte, no? Le uve, perché devono mantenere queste caratteristiche, i famosi terroir, insomma, è fondamentale. Il terroir conta, e noi ce ne siamo resi conto dal momento in cui abbiamo iniziato a selezionare le uve non più in base alle caratteristiche
chimico-fisiche, quindi di gradazione alcolica, di acidità più che di colore, ma andando a selezionare i vari areali di produzione. Quindi le varie aree hanno delle caratteristiche intrinseche ben precise che si possono verificare solo che una volta il vino è finito in bottiglia. Certo, quindi una volta che uno versa il vino nel calice già senti la differenza. Assolutamente sì. E tu sei in grado di percepire queste differenze? Diciamo di sì, ma vediamo anche che il mercato, insomma, anche il consumatore riesce a percepire delle notevoli differenze tra un terroir e l'altro. Senti Enrico, adesso noi abbiamo visto questa parte di cantina, ma comunque c'è una zona in cui viene affinato anche il vino in botti. Ci trasferiamo e continuiamo la nostra narrazione nella bottaia, diciamo così.